Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, il Comandone Veneziano, siamo su FIFA 14 modalità Ultimate Team. Raga, siamo nella merda, ho fatto 2 partite senza registrare, le ho perse tutte e due. Mancano 3 partite per la della divisione 8 e devo fare almeno 6 punti in 3 partite per andare in divisione 7 e soprattutto invece devo vincerle tutte se voglio vincere anche il titolo. Siamo in emergenza squadra perché c'è Kai Con, De Jong, Muriel e Santon e qua devo mettere anche Conco perché è stanco anche Maicon, quindi siamo veramente in crisi nera. Higuain addirittura in tribuna perché ha 70 di forma, dobbiamo fare almeno però 6 punti in 3 partite per andare in divisione 7. Speriamo bene ragazzi, ma ragazzi proviamoci, sarà dura, ma proviamo che. Siamo trovati in una situazione veramente inaspettata, sto anche forte, cazzo, più forte di me. Oh, anche lui la Premier, strano. Porca miseria, cioè, ho proprio perso 2 partite balorde, tutte e due 2-1. Non ho giocato male, però è venuta fuori la classica sfiga kumendiana e tac. Vabbè, vai, vai ragazzi. Porca puttana, vediamo se posso cambiare l'audio, impostazioni perché sento poco. Impostazioni di gioco, audio, ok, allora 2 2 2 e 2, perfetto, molto bene, andiamo, vai Muriel, vai Asa, niente da fare. Ragazzi, devo fare 3 partite perfette, o almeno 2. Bravo De Jong, De Jongone. Beh, un buon inizio. Occhio, ai ai ai, come mi sono fatto prendere male, ai 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 ai. Grande. Ragazzi, è molto molto dura. Non ci siamo. Non ci siamo. Una nuova alternativa, dobbiamo fare 6 punti per forza, altrimenti addio divisione 7, sarebbe un colpo grosso perché insomma non andare in divisione 7 al primo colpo mi piacerebbe molto. Vai Tevez, vai Carlitos. Carlitos la mette in mezzo, ma niente da fare, recupera ancora Carlitos. Dai, tiro di testa, Collazzo di Marchisio, siamo sopra. Calma. Relax come indiano, bravissimi. Bravo Valterone. Vai Tevez, vai Carlitos per Kai Con. Vai Kai, che finora non mi ha convinto tantissimo. Vai Kai! Muriel, il numero di Muriel, che gol! 2-0. Ragazzi, porta più fortuna registrare a sto punto, eh? Boh. Calma però perché manca ancora tanto. Bravo Tevez. Vai Carlitos per Marchisio. Vai Marchisius. Bravissimo. No, cazzo. Stiamo attenti che no, adesso prendiamo il gol. Bravissimo Kayekon, grandissimo Kayev. Dobbiamo stare attenti. Vai Carlitos. Dai che è nostra, dai che è roba nostra. Che gol che ha fatto Beh, Muriel, il gol in Muriel sta una cosa d'antologia. Devo fare 6 punti in 2 partite, questo è l'obiettivo, lo voglio fare insieme a voi ragazzi. Occhio.
Merda. Attenzione, questa è una bella azione dell'avversario. Gol, gol. 2-1. 2-1. Sì, ma vaffanculo, va. Cazzo. Questa non ci voleva. Questa proprio non ci voleva. Attenzione, devo stare calmi adesso. Bravo Carlitos. Carlitos per Asamoah. Grande Asa, pecca, che sfiga. Asa recupera però, mamma mia quanto me lo godo Asa. Vai Muriel. Vai Muriel. Vai qualcuno di testa. Bravi. Non molliamo niente. Vaffanculo. Qui ci sarà tanto da soffrire, vi lo dico, fioi. È troppo fondamentale questa, che almeno abbiamo 2 partite per fare 3 punti. No. Ora possiamo che senza molti giocatori. Ti prego Samuelone. Bravo Valterone, siamo senza Benatia che è un fenomeno. O senza Barzagli, scusate, adesso non mi ricordo, sono un po' teso. No, manca Barzagli, il Barza manca. Vai Marchisio. Il Principino fa una cosa splendida per Asamoah. Questa è l'intesa juventina. Ah, calcio d'angolo. Calma. Vai Marchisio. Pennellala per Muriel. Prova il tiro. Cosa avevo fatto? Traverso. Certo che ragazzi, i miei tiri, le mie azioni sono spettacolari, però mamma mia, cosa ho fatto? Dio santo, che traversa. E sto culattone insomma ripareggia. Sai che Barzagli, ora sono un coglione, ci sono tutti. No, cosa? Ora manca Benassia. Ok. Che traversa che ho preso, che sfiga balorda. Attenzione, questo recupera bene. Dobbiamo stare tranquilli, però le possibilità di vincere ci sono, siamo forti. Il problema è che purtroppo il Commendoni online ha sempre avuto parecchia sfiga. Grande Barza. Occhio. Dai che roba nostra, niente da fare. Ah, che sofferenza infinita. Dai, muovite. Grande recupero. Però c'è ancora l'avversario, ma ancora Conco per Marchisius. A Carlitos. Ma nessuno che va in profondità, deficienti. Ochos. Bravissimo. Ma la perdiamo, ma la recuperiamo di nuovo. Prova la profondità. Mamma mia, per poco Muriel. Merda no. Poi fuori il mio capocannoniere Igua. Cazzo, questa è bella, gol. Grande Reina. Grande Pepone. Bravo Reina, dai rinvio. Ma no, di là però. Ocio. Ai, Ocio a Farfan. Ocio che la crossa. E hanno Torres che di testa subisco sempre gol. Ma no. Momento di panico. Bravo. Vai Pepone. Fine primo tempo, un 2-1 che sta secondo me stretto ai dominatori sexy. Secondo tempo, sono tutti a posto. Vai ragazzi. Nell'obiettivo dei dominatori sexy c'è Stefano, El Shaarawy e Vidal. No. Cosa ha fatto Reina?
No, faccio la cagata. Cosa ha fatto Giampaolone Reina, fioi? Perché tutti quelli che sono fighi si chiamano Giampaolone, no? Ecco, mi sono un coglion però, quindi lo mettiamo Giampaolo. Calma, calma commendone. Purtroppo sono partite da dentro e fuori queste, perché se non vinco questa dovrei fare 2-6 punti in 2 partite e la cosa la vedo un po' dura. Vai Asa, vai Asa. Grande Asa, grande Asa. Mettila in mezzo, ma c'è il portiere, tira fuori. Bravo Marchisio. Dai ragazzi, dai ragazzi. Cerchiamo di fare il 3-1 per stare leggermente più tranquilli. Proviamoci almeno. Occhio. Ma qua siamo stati in difesa, altro che... Eccola qua, fuori gioco, offside, 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 offside. Offside. Vai Barza, tirala su. Purtroppo non ho saltatori. Bravo Barza, e il Barza me lo godo. Splendidamente splendido per Callecon a Muriel. Muriel viene fermato di fisico purtroppo. Calma. Punizione. Valterone. The Wall. Occhio Fioi, occhio. Questa è bruttina, ma ci siamo. Grande Barza. 57esimo, manca ancora una vita. Dai che roba nostra, invece la perdiamo ancora. Brutto secondo tempo da parte dei eliminatori sexy. Brutta seconda frazione per il momento. Grandissimo lavoro di Tevez. E poi la perdiamo per l'ennesima volta fuori gioco, invece no. Merda, merda. E c'è Reina ancora. Adesso si soffre troppo. Adesso si soffre troppo. Ricordo che ho perso 2-1 le ultime 2 partite. Ancora Reina. Ancora Reina. Ma non va bene così. No, gli ho regalato l'angolo, sono un coglione. Stiamo soffrendo troppo. Vai Pepone, bravo Pepone. Fatti miracoli finora Pepone. Dai che roba nostra, finalmente prendiamo la palla. Muriel. Ma che... Non ci credo. Non ci credo, guarda cosa è successo, pazzesco. Occhio. Mancano ancora 20 minuti. E non stiamo giocando bene. Bravo Reina. Potevamo buttarla via un po' meglio però. Occhio. Ancora Reina. Ma non possiamo continuare così. Non meritiamo di vincere. Non meritiamo proprio. Non meritiamo la vittoria. Però ho avuto sfiga nella partita precedente soprattutto, quindi spero di essere compensato. Vai di testa, niente da fare. 72esimo, la squadra non ce la fa più. E Reina la butta via a fatica. Momento difficilissimo del match. Ci vuole un miracolo per tenere il risultato, Dai il contropiedone bastardo. Dai Tevez, dai Tevez, dai Tevez, dai Tevez. Niente da fare, che ho fatto una stronzata io. Dai che Mari è sbilanciato perché sta attaccando. Dai. Ah, che sega di passaggio. Prendiamola. Bravo Santon. Santon la regala a Tevez in maniera splendida. Bravo Santon.
Tevez non è riuscito a difendere il pallone, però. Siamo tanto in difficoltà. Mamma mia, 80°. Ho bisogno del vostro supporto comendiano. Bravo Pepone. Non passarla così però, Lena, mamma mia, eccola là. Non passarla così però, stupidone. Buttiamola su, dai. Vai Asa. Asa per Tevez. La copre bene questa volta, per Asa ancora. Vai Asa. Dai. Tira. Fuori. Fuori, cosa mi sono mangiato. Troppa fretta a ritirare. Vai Carlitos. Carlitos. Bravo Carlitos con il cuore. Deviazione ma sfortunata. Vai Nigelone per Callecon. Fallo, ma regola del vantaggio. Cappellone comendiano, questa è bruttissima. Ocio Fioi, 90°. Fischia, ti prego. 3 di recupero, ha ancora tempo per fare un'azione. Fischia, ti prego. Buttala su. Fischia, arbitro. Fischia, cazzo! Fischia. Sì, cazzo, sì! Su 2 partite devo fare almeno 3 punti. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, che sofferenza infinita. Non ho meritato la vittoria, ma va bene così. Comunque porta fortuna a registrare a sto punto, eh. Ce la possiamo ancora fare. Ce la possiamo ancora fare, Fioi. Mamma mia, che impresa. Andiamo Fioi, Azzomi, Lito Nero, 81 KK, è una bella squadra questa, ancora la Serie A, questa è una bella partita. Se vinciamo siamo promossi. Dai Comendone, ho 2 partite, ho 2 match ball per portare a casa la divisione 7 del titolo, pazienza, se non arriva dovrei fare 2 vittorie per il titolo. Tanto pensiamo alla promozione, poi vediamo. Dai. Serie A contro Serie A, ho messo Maxi Moralez. E Higuain. Tevez era veramente stanco, purtroppo era meno del 75 di forma. Vai Quadro. Però è rientrato Quadro e Naingo e Maicon e Benatia. Vai Marchese. Vai Quadrato, finalmente giochiamo in casa. Fallo, fallo. Merda no. Merda no, merda no, merda no. Cerci, Ocio a Cerci. Ocio a Cerci, bel numero di Cerci. Ma Nainggolan ferma. Il colosso per Quadrado. Senza Tevez perdiamo tanto purtroppo. Pereira. Radu. Merda no, merda no, merda no. Rimessa. Vai Morales. Tiraci sul Morales, Maxi, dai. Scusate raga, tensione comendiana. Mamma mia, grande Giuseppe. Ocio. Dai Fioi, però sveglia. Dobbiamo giocare alla morte oggi, se vogliamo portare a casa la promozione. Roba tua, bravo Pepone. Grande Morales di testa fa il miracolo. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco.
Offside. Bravo. Vai Maxi. Maxi per Igua. Maxi per Igua, porca puttana. Occhio. Buttala su Reina, bravo. Dai Igua, corri vecchio mio. L'unico acquisto che finora non mi ha convinto completamente è il Caie, Fiori. Caie con, forse però devo metterci qualche carta di miglioramento, che ho visto che sono molto, influenzano molto il giocatore, Occhio. Occhio Fiori, occhio. Bravo Igua. Morales, non nasconderti, però già sei piccolino. No, non è fuori gioco. Ma dai, che stronzi obesi. Bravi. Per cortesia no le cappelle, grazie. Vaffanculo. Vaffanculo. Occhio. No, la salva Igua. Cosa si è inventato Igua? Allora, meritavo il gol solo per il suo salvataggio, cazzo. Vai Igua. Help Pipita. Recupera De Rossi. Bravissimo in difesa. Numero incredibile in difesa. No, qua ho fatto che cappellone che ho fatto, mamma mia. Mi ha proprio graziato qua il mio avversario. Bravo Naingo. Su un momento favorevole per l'avversario. Punizione. E ha ammonito il Barza. Mamma mia. Dai che vogliamo il golletto. Finora non ho ancora tirato in porta, la statistica è abbastanza così, non è proprio meravigliosa. Vai Quadrado. Niente da fare, recupera ancora la difesa. Mamma quanto ha rischiato. La salva all'ultimo. Devo cercare di fare un gol in contropiede, questo attacca molto. Fuori gioco, mamma che traversa però. Mamma che traversa. Qualcuno ci vuole bene per il momento, Oh, Fioino. Bravo Barza. Morales oggi è un po' timido, Si è visto veramente poco l'attacco comunque. Porca troia. No, non perdermela così. Ancora Reina. Si soffre troppo però, Fioi. È una sofferenza infinita che dura una vita. Mamma mia, grande Peppone. 3 di recupero. Vai Quadrado. Niente, non riusciamo a fare niente, Fioi. Non riusciamo a fare niente.
le possibilità di promozione sono meno adesso, perché con questa partita qua la vittoria è un'impresa, c'è niente da fare, gioca meglio l'avversario in questo momento. E Barzagli ammonito, non lo posso tenere. Bravo Barza, finisce il primo tempo, devo fare dei cambi assolutamente. Primo tempo inguardabile da parte dei dominatori sexy. Problemi grossi, fioi. Allora, Barzagli non mi fido. Mettiamo Valterone. E qua aspettiamo ancora. E non si sa mai con un ammonito un difensore poi centrale, troppo pericoloso. Vai Morales. Bravo Maxi. Bravo Maxi. Bravo Maxi. Cosa fa Maxi? Maxi la dà a Igua. Igua! Certo che ho fatto un tiro, ma cosa aveva fatto il Comendone? Dio santo. Parlo del Comendone, non ci credo, però non meritava andare in vantaggio. Almeno siamo pari coi legni, adesso non mi sento in colpa se vado in gol, però. Porca che tiro, però, che azione che avevo fatto con Maxi e che tiro con Igua. Sono contento almeno di quello, quando vado in avanti faccio sempre belle azioni, almeno questo è il mio pensiero. Ma stai zitto. Non è che si è preso paura un po' anche lui, ha visto che ci siamo anche noi in attacco. Vai Igua, vai Morales, vai Maxi. Non ci credo. Dai che siamo partiti già un attimino meglio stavolta. Vai Maxi, per Igua, qua Igua ha sbagliato. Pereira. Vai Maxi. Maxi prova il tiro. Ci sono anche dominatori sexy, ragazzi. Vai Marchisio, mettila in mezzo. Occhio il contropiede. Bravissimo, vai Naingo. Ragionala Naingo, ragionala. Merda, ho fatto un piccolo errore ma recupero. Vai Naingo. Calcio d'angolo. Secondo tempo meglio noi, fioi. No, ste cagate però. Attenzione, qua rischiamo un contropiede pesantissimo. No, Radu, però l'ha fermato, bravo Radu. Dai, vai Maxi. Porca trota. Bravo Reina. Vai Maxi, involati Maxi, involati verso la gloria, vai Maxi, no, ho confermato di brutto di fisico qua. Purtroppo Maxi paga un fisico deficientoso. Occhio, occhio. No, Radu, porca puttana, non puoi farti saltare così. Mamma mia. Dai fioi. Bravissimo Nainggolan, che cuore per Naingo. Fuori Giova, sì, però devono però anche rientrare, sti handicappati, però Sto giocando la promozione, cazzo, svegliatevi. Occhio. Mamma mia. San Reina. Vai Morales. Bravo. Vai Maxi. Perché la passa di là da Perigua, cazzo. Bello, bello questo, molto bello. Vai Maicon, il colosso. Il colosso per Morales. Maxi fa la cosa incredibile. Poi viene fermato. No, eccolo qua.
salvataggio mostruoso. Sarebbe bello segnare nel contropiede. Vai Marchisio, vai Marchisio, vai Marchisio, vai Marchisio, vai Marchisio. E Morales di testa non può prenderla, chiaro. Devo fare qualche cambio. Mamma che tensione, Fioi, siamo al 75esimo. Grande Reina. Vai. Allora. Rosa. Ora abbiamo Igua distrutto. Ora proviamo con l'attacco leggero. No, Tevez è in panchina però, dai. Poi mettiamo De Jong per Marchisio. Occhio, fuori. Stiamo tranquilli. Dai Tevez, anche se sei stanchissimo, salvami. Tevez, salvami, salvami. Non ci credo, neanche fa, sì vabbè, però non può mai non darmi fallo, cioè, vabbè, adesso rischio anche tantissimo. Ti prego Tevez, salvami Tevez. Vai Tevez, vai Tevez. Bravo Tevez, prendila. Niente da fare, 82esimo. Ma dai, che coglioni in due, sti handicappati. Occhio. No, ste cagate però in area. Bravo Reina. Ecco, bellissimo sto rinvio, molto bello. No, no. Reina è tua, Reina è tua, Reina è tua. Bravo Reina. Bravo Pereira. Oh, che cagatissima. Speravo in un passaggio migliore. È finita ormai. Se va bene la pareggiamo. 2 di recupero. Vai Tevez all'ultimo respiro. All'ultimo respiro, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, Fioi. Non ci credo. Sono promosso o no? Perché è verde? Attenzione, forse ho fatto una cagata, forse bastava un punto. Se è così sono una pippa. Se è così sono una pippa. Vediamo se ho fatto il vaneggio come indiano. Non capisco, si aspetta un attimo. Ma sono promosso? Sì, 12 punti. No, sono un coglione. Ragazzi, è ufficiale, il Commendone è un deficiente, mi sono innervosito per niente. Allora raga, siamo promossi, anche se io avevo capito 13 punti, vabbè, insomma, vaneggio commendiano ragazzi, cercate di stare tranquilli, un po' di supporto, il commendone a una certa età è abbastanza rincoglionito. Buono, allora, siamo in divisione 7, adesso l'ultima partita la faccio io tranquillo, poi raga, pensavo di fermarmi un attimo con l'Ultimate Team anche per giocarmelo un po' da solo, perché vorrei giocarmelo un po' da solo, però di cominciare, visto che per la Master League con PES ci vorrà veramente 30 anni, di cominciare una stagione con la carriera dell'allenatore e pensavo di partire con la Roma perché è una squadra che mi piace troppo quest'anno, ha bellissimi giocatori e mi gasa, quindi da milanista faccio i complimenti alla Roma perché è una bellissima squadra. Quindi raga, siamo promossi, anche se non lo sapete. Ragazzi, scusate, ci tenevo a salutare
Lancia Capretti che mi ha dato una grossa mano con il banner, veramente bravo, è stato stradisponibile, mi ha aiutato, mi ha sistemato un po' le foto, le robe, mi ha messo Franklin, Trevor e Michael, mi ha messo Alfonso, Alonso e mi ha spostato un po' le cose, insomma sto è proprio bravo con la grafica, quindi ringrazio Lancia Capretti e saluto Damiano e suo papà, un salutone, ciao raga. E niente, adesso è veramente tutto. Un saluto del comandone veneziano, 11 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte. Mi sta abbastanza sui maroni sta roba, però fio, non si può sempre vincere. Ciao!